Ma i profeti Sagieo e Zaccarie, figli di Ido, urfevelarin ai giudeos, che erin in Giuda e in Gerusalemme, profetanti non dal Dio di Israele, che io ispirave. Allora, Zorobabel, figlio di Seatiel, e Giosuè, figlio di Jozadac, a tornare in subito a ripiare i svoris dal Tempio di Gerusalemme. Con loro, erin i profeti di Dio che ordavano in spirito. In quel frattempo, Tatenai, governatore della regione del Triflum, Setar Boznai e i loro compagni, avvenivano di loro e diserin. Cui usal dat ordine di tornare a su queste chiese e di tornare a tirare su queste cente di muris, cui sono e se non hanno gli oms che fanno su queste chiese, ma il voli attivo dall'ordio, aliere sore dagli anziani dai giudeos, che noi faserin bloccare gli svoris. Prima di vei mandare una interpellanza a Dario e di non avere avuto una risposta in merito. Copie delle lettere che Tatena, il governatore del Triflum, Setar Boznai e i loro compagni, sovrintendenza dall'Oltriflum, i mandarin a Redario. I mandarin un rapporto la cagliere scritto. Al re Dario tante salute. Il re calsepi che no ovin state province di Giude, tal templi dal Grandiu. A sonda ora fallo su con blocchi di piere, a metti in legnam tes parets, che stevore le fasin con puntiglio e cre sotto voi. Allora ho vin interpellato che gli anziani se orvindetto, cui usal dat ordine di tornare a su che templi e di tornare a tirare su queste cente di muris, orvin anche domandati loro noms, par fata i savè, così ho insegnato il nome dagli oms che sono in testa. Loro non s'han risponduto, no, o sin servidors dal Dio dal cielo del tiere, e tornin a fare su un templi che lo han fatto su per vierizzare tanti anorums. Lo han fatto su e lo han portato al colmo un gran re di Israele. Ma stante che i nostri svons e han inviato la rabbia dal Dio dal cielo, lui io ha metusta sgriffis di Nabucodonosor, re di Babilonia, il Caldeo, che l'ha sdrumat che templi e menat prigionieri in Babilonia il popolo. Ma tal prim anno di Ciro, del re di Babilonia, il re Ciro l'ha dato ordine di tornare a fare su che templi. Con di più, il fornimento dal templi d'Aure e d'Arint, che Nabucodonosor aveva strafuito dal templi di Gerusalemme e stralozzato dal Tempio di Babilonia, il re Ciro lo ha fatto tirare fuori dal Tempio di Babilonia e gliel'ha fatto consegnare a un uomo di nome Sesbassar, che lo aveva mettuto governatore. Ciro l'ha detto, chiappe questo fornimento, portilo dal Tempio di Gerusalemme e fassi in modo che il Tempio torni a farlo su dal pues di prima. Allora, Quest Sesbassar alle vignut, alla buttata gli sfondi dal Tempio in Gerusalemme ed in che volte fino a voi lo stan facendo su, ma non lo vin neanche mo finito. Allora il re Dario, al de ordine di laceri fur dall'archiv, là che si conservano i tesauri a Babilonia, e a Ecbatane, la fortezza che iete provincia de Medie. Si chiata un rodul, la caliera scritto così, memorial. Dal primo anno del re Ciro, il re Ciro ha chiappato questa decisione a riguardo dal Tempio di Gerusalemme. La Chiesa si ha di tornare a fare su come lui per fare i sacrifici. Li sosfondi si hanno di tegnì e hanno di essi alte. 60 come dons e larghe 60 come dons. In tai murs si ha di vedere 3 spessori di blocchi di pietre e un di len. Li spesis avevano di paialis il palazzo del re. In più, il fornimento al Tempio fatto di Aur e di Arint, che Nabucodonosor l'ha strafuito di Gerusalemme e portato in Babilonia, si ha di tornare a metterlo la caliera prima, dal Tempio di Gerusalemme, e sistemarlo te chiese di Dio. Per la quale Vuatris, Tatenai, governatore destieres del Triflum, e Setar Boznai,
cui vostri compagni sovrintendenti, così sa stata l'oltre flum, non stai a impacciarsi. Lasciai che lavori in tor de chiese di Dio, il governatore dei Giudeos e i loro anziani. Vei mei ordini succemut coves di comportarsi con questi anziani dai Giudeos, riguardo alla ricostruzione del Tempio. Desi entrades dal re, va di de tasse dall'oltreflum, oves di rifondi con scrupolo e senza interruzione le spese di che int. Dulce corcovente, manzus, rox e agnei, pall'olocaust di Dio dal cil, come anche formen, sal, vin e vueli, oves di forniurai ogni dì, con puntiglio, da ur, ca destinin i predis di Gerusalemme, perché si fasi ofiertis, che il Dio dal cil ha grati il loro odor, e che si prei pe vite dal re e dai suoi figli. Ordeni anche questo, se un al vaquintri di Chesbefel, si ha di chiavare un trav de socchiase, si ha di implantarlo e di picchiarlo torno al trav. La socchiase si ha di farle diventare un ledanar. Il Dio che l'ha fatto stare lì, il sonon, che al fruci qualunque re o popol che varrà il fiat di la quintri di Chesbefel. Sdruman che stempli che è in Gerusalemme. Io Dario ho mandato fur Chesbefel, che si lo mette in vore con scrupolo. Allora Tatenai, governatore de stieres di là dal flum, setar Bosnai e i loro compagni, a mettere in vore a puntin ciò che aveva ordinato il re Dario. Così gli anziani dei Giudeos all'erano in denan con la loro vore e a chiappare in spirit anche mediante speraulis dal profeta Dio, e di Zaccarie, figlio, a portare in al colm la costruzione secondo il comando del Dio di Israele e secondo il befel di Ciro, di Daurio, di Artaserse, re di Persia. Si finì di far su che stempli ai 3 dal mese di Adar, talan 6 dal ream dal re Dario. Allora i figli di Israele, i predis, i levizzi e gli altri scaglieri intorno a Sdonje a fare in cungionde la dedicazione di queste chiese di Dio. A offrire per dedicazione di queste chiese di Dio 100 aurs, 200 rocs, 400 agnei, in più 12 becs, a mod di sacrifici di espiazione per tutto Israele, secondo il numero des tribus di Israele. A stabilire anche i predis, spartiti secondo le loro classes, e i levizi, secondo le loro volte per servizi di Dio a Gerusalemme, come che è scritto dal libro di Mosè. Che era intorno a chiese, a fare in la Pasche ai cutuardis dal primo mese, perché i predis e i levizi si erano smondeati tutti insieme, tanto che un uomo solo, a erano 2 mondi. Così, a sacrificare in la Pasche per tutti, che erano intorno a Sdonje, per i loro frati predis e per sé. A mangiare in la Pascha i figli di Israele che erano intorno a Sdonje dall'esilio, e tutti che si erano chiavati furono desporchietati dal popolo della regione, e che si erano da Sdonje con loro pastà col Signore di Israele. A fare in cungionde per siedis la fiesta dal pan senza levan, perché il Signore io vede colmas di allegria, pleando l'orban del cur dal re di Assiria, per dar forza alle loro mans, tevore dal Tempio dal Dio di Israele.